Mia e quindi quella di tutti i cittadini europei contrarietà alla vivisezione. La vivisezione è una cosa che dovrebbe appartenere alla storia del passato. Oggi ci sono dei metodi alternativi che consentono di fare a meno di questo abominio, di questa cosa che fa fastidio solo a pensare. Come eurodeputato, in occasione di un incontro che avrò con il commissario Dalli il prossimo 7 dicembre, quindi a breve, per la consegna di una petizione relativa all'uccisione dei cani in Spagna e in Romania, approfitterò per portare all'attenzione di questo commissario europeo il problema della vivisezione in Europa, del fatto che ancora questo obbrobrio sia consentito e del fatto che in Italia ci sono posti come Green Hill dove si possono tranquillamente violare le normative dello Stato membro, che sono normative che comunque derivano da direttive, dal recepimento di direttive comunitarie, senza che le autorità locali provvedano a prendere quei provvedimenti, ovvero in questo caso sanzioni accessorie previste per legge, come la revoca dell'autorizzazione di Green Hill. Secondo lei il sindaco dovrebbe revocare l'autorizzazione a questo allevamento? Sono state rilevate da ausiliari di polizia giudiziaria, da agenti di polizia giudiziaria, delle violazioni di carattere amministrativo, come la mancanza della tenuta dei registri di carico e scarico degli animali allevati in questo allevamento. Queste violazioni comportano delle sanzioni accessorie come la revoca. Chi doveva attuare la revoca è il sindaco perché è competente per materia. Il sindaco non ha attuato questa revoca, quindi non ha, a mio avviso, adempiuto a un dovere di legge. Naturalmente se ne assume le responsabilità e siccome ritengo questa cosa grave credo sia giusto segnalarla alle autorità anche europee. Naturalmente non mi limiterò all'incontro con Dalli, ma ho già in progetto un'interrogazione che voglio rivolgere a tutta la Commissione europea proprio sulla questione di Green Hill, perché a queste condizioni io credo che il Green Hill, per il rispetto delle normative, non deve più esercitare, dovrebbe essere chiuso come prevedono le nostre normative. Perfetto.